Senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. La stiamo facendo lunga con la sigla perché vi confesso, il primo argomento di cui parleremo lo devo affrontare superando conati di vomito inestinguibili. Mi spiace esordire così elegantemente questa mattina con il gran maestro Carlo Cambi che dovrebbe essere già in collegamento con noi, ma non posso fare a meno di raccontare la realtà, carissimo Carlo. Buongiorno innanzitutto, come stai? Come va? Buongiorno, Io che io sia con lei. ti sento non benissimo, devo dire la verità, ho perso quasi tutte le tue sillabe. Ah, Pronto? ne becco Arrivo? una su tre di sillabe di ciò che stai dicendo, Carlo. Non so se dipende dal cattivo collegamento. Skype, siamo in Skype perché non ho ancora il monitor. Non so che succede. Aspetta un attimo. Vediamo un po'. Per me è tutto a posto, ragazzi. Ah, adesso forse sì. Mi richiamate, va. Forse adesso sì, Carlo. Oh, No, mica tanto sì. Chiedo anche alla regia, all'ottimo Federico Borsari, di verificare il tutto, perché così non possiamo fare la trasmissione. Provo a richiamarlo. Proviamo a richiamare Carlo Cambi, perché altrimenti ti richiamiamo nel giro di pochi secondi. Buttiamo giù il collegamento e lo rifacciamo. Intanto andiamo a vedere l'apertura dell'agenzia ANSA che finalmente mette in primo piano rispetto a stamattina ciò che deve essere in primo piano, cioè la tragedia del terremoto, l'ecatombe in Turchia e Siria, Erdogan nei luoghi del sisma, oltre 2.400 vittime, chiedo scusa, sono state segnalate solo in Siria. Il bilancio si aggrava di ora in ora, le strade interrotte, frenano i soccorsi, si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti perché migliaia di persone sono sotto le macerie e continuano anche le scosse. Mobilita il mondo, il Papa esprime vicinanza alle persone colpite dal sisma, scrive l'agenzia ANSA in apertura. Il secondo titolo lo ometto perché ci torneremo sopra tra poco con Carlo Cambi. Il collegamento ancora mi sembra che non sia perfezionato. Io spero che si possa concludere, diciamo così, positivamente il collegamento via Skype, altrimenti ci colleghiamo per telefono, facciamo all'antica, l'importante è raggiungere l'obiettivo. Comunque, al di là di questo, i temi di cui parleremo quest'oggi sono vincendo i suddetti conati di vomito, Mattarella che va a celebrare la Costituzione con Roberto Benigni, dove, lo sapete tutti, al Festival di Sanremo, e poi come si mette insieme la celebrazione della Costituzione con i conati di vomito che hanno loro per chi dà attuazione alla Costituzione, per esempio mettendo in pratica il capitolo relativo alle autonomie regionali in Costituzione. Della questione delle trovate europee abbiamo accennato prima, ma ci torniamo sopra adesso con Carlo Cambi e poi parleremo anche della copertina di Panorama sul Vaticano. Carlo Cambi, autore dell'articolo in questione, ci spiegherà lui che cosa si sta muovendo da quelle parti e infine naturalmente le regionali di domenica prossima.
Questo per sommi capi è il menù della mattinata. Intanto dovremmo avere di nuovo con noi Carlo Cambi in forma stabile, questa volta. Cardinale, ci sono. Eccoci Cardinale, qua. io ci sono. Adesso ti sentiamo, presumo La telefonicamente. vedevo anche in tutto il suo splendore, con la mitria da festa. Era bellissimo, Certo. Cardinale. Lei ha detto bene, Gran Maestro. Mi Ti perdoni, posso io... dire la verità? Io stamattina, tu sai che io sono stato un militante repubblicano Sì. accesissimo, no? Sì, mazziniano. E mazziniano. Io stamattina, devo dire la verità, mi stavo per alleare con Cospito. Addirittura mi si anarchizza. Mi è venuto un conato anarchico, ok? Allora siamo in due, Carlo. Siamo in due, Carlo. Dire che un giullare, ancorché premio Oscar, va in televisione a raccontare la magnificenza della Costituzione. E l'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. L'Italia è una repubblica, ok? In una messa in scena da monarchia costituzionale, no, neanche da monarchia dell'effimero, mi ripugna. Cioè io non so se a voi è venuta la stessa immagine che ho avuto io. C'era il monarca, c'era il giullare, c'erano i musici, c'erano le dame di compagnia. E c'era un agente dello spettacolo che ne teneva in mano 3 di quelli lì. C'è il richelieu della RAI, che si chiama Lucio Presta, con una signora strapagata, ancorché dia i soldi in beneficenza a chi se ne frega, che ha fatto la saga dell'ovvio, mortificando secoli di lotte delle donne per la parità di diritti. Cioè l'unico motivo che questa signora, autrice del nulla, trova per incoraggiare le donne è il fatto di essere mamma di 2 bambini e avercela fatta de che? Ma poi... Rita Levi Montalcini, secondo voi, non si sta rivoltando nella tomba? Ma donne come la Montessori non si stanno rivoltando nella tomba? Ma donne come Indira Gandhi non si stanno rivoltando nella tomba? E noi in questa melassa, in questa saga dell'ovvio, in questo rito monarchico sotto legge repubblicana, dobbiamo accettare tutto ciò con i soldi del contribuente. Io ci lavoro in quell'azienda e so che questa mia perorazione oggi sarà trasferita ai vertici della RAI e verrò cacciato dalla RAI, ma non me ne frega nulla. Ma non succede neanche nei peggiori regimi. E poi abbiamo il coraggio di criticare Putin. Guarda. E tutto questo fatto alla vigilia di un turno elettorale in cui si ragiona dell'attuazione dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione, che riguarda l'autonomia delle regioni. Appunto. E qualcuno vuole venirmi a raccontare che tutto ciò è casuale? Carlo, sei stato chiarissimo, però io qua voglio approfondire un pochino questo argomento, perché ripeto, io devo vincere i conati di vomito e di anarchia misti che mi ispira tutta questa vicenda, esattamente come dicevi tu, però non possiamo fare a meno di rilevarne, hai fatto benissimo a metterle in fila tutti gli aspetti di pubblico interesse di questa storia, perché comunque è una storia di pubblico interesse, che ci ripugni, che ci faccia schifo, personalmente è così, però è una storia che ha un peso pubblico, no? Ed è quello che tu hai evidenziato nei suoi vari aspetti. Allora, tu avrai visto stamattina anche quella orribile selfie che apre le prime pagine di tutti i giornali, no? Sì. Con il Presidente della Repubblica. Avrai anche letto che la stessa considerazione nella sostanza che hai fatto tu sulla RAI l'ha fatta anche il Consiglio di amministrazione della RAI,
il quale si è sentito scavalcato perché il signor Presta e il signor Amadeus si sono messi d'accordo col monarca direttamente, tagliando fuori i vertici della RAI e i consiglieri di amministrazione della RAI. No? Complice Fuortes. L'amministratore delegato, non lo so, questo non ne ho idea. No, si dice che tutto sia nato dall'incontro fra Fuertes e Mattarella che c'è stato una settimana fa, 2 giorni fa, per la celebrazione del 30° anniversario di Leonardo, il TG scientifico del di Rai 3. Io vorrei sapere quando è che ci chiamano per il 60° di Linea Verde, l'unico programma della Rai che tieni sugli ascolti, ma lasciamo perdere, e che in questo colloquio riservato Fuertes abbia detto: ma Presidente, perché non ci viene a fare visita a Sanremo? E lui ha detto: beh, per far contento mia figlia potrei anche accettare. E la figlia era lì sorridente con lui. Esatto, con tutti i correttieri. Ascolta Carlo, però, allora fammi capire al netto di tutto. Nonno, mio trisnonno che stava a Porta Pia, che deve pensare di tutto ciò? No, appunto dico, cioè tu sei stato chiaro già in premessa, però io ti voglio ulteriormente stimolare su questo punto. Allora, qual è il nodo politico di questa che parrebbe una pagliacciata, ma non lo è, perché comunque ha un suo rilievo politico? Te lo spiego, ti do la mia opinione in 30 secondi. Il nodo politico è molto semplice. Cara Meloni, occhio a parlare di presidenzialismo, perché hic manebine optime. Caro centrodestra, occhio a fare le riforme senza il mio consenso, perché io mi rivolgo direttamente al popolo. Se uno non piglia questa, come posso dire, sfumatura leggermente eversiva che c'è in questa pagliacciata, non la capisce. Perché effettivamente se la guardi in maniera non approfondita, dici vabbè, che meraviglia, il Presidente della Repubblica come va alla prima della scala va a nobilitare anche la canzonetta, no? Ok? Il fatto che non ci sia, che in 70 edizioni di festival non ci sia mai andato un Presidente della Repubblica, ci sarà il suo motivo, no? Vabbè, appunto. Quindi che guarda caso, quando è che ci va il Presidente della Repubblica? Quando per la prima volta nella storia repubblicana, o meglio, per la prima volta dalla seconda Repubblica, diciamo così, dal 92, il CSM è in mano al centrodestra, il governo è in mano al centrodestra e si prepara una riforma di attuazione della Costituzione in senso autonomista, a ridosso di un turno elettorale che c'è fra 72 ore. Nelle 2 regioni più significative d'Italia, possiamo dirlo, l'una perché ospita ovviamente i palazzi del potere, l'altra perché rappresenta il motore economico, oltre che la maggioranza oltre che essere la regione più popolosa del paese. E a nessuno viene in mente che tutto ciò sia fuori dalla liturgia istituzionale e che nasconda quindi dei significati politici profondi. Non è che li nasconde, certamente li ha, indubbiamente, perché questa non è una mossa che uno fa così casualmente, no? Presidente della Repubblica. O per simpatia. No, ma aspetta, con un'interlocuzione di Benigni fatta apposta per sottolineare tutti i passaggi necessari a radicare l'idea che se non si fa così c'è il fascismo dietro l'angolo. Tra l'altro con un omaggio al padre di Mattarella, Bernardo. Tra l'altro un omaggio al padre di Mattarella, uno dei 90 costituenti, che dimostra peraltro che la casta in questo paese esiste, e con un riferimento all'articolo 21 marcatissimo per dire occhio che la libertà di espressione è in pericolo. Ora, si può anche avere la campanella al naso, ma se il centrodestra non comprende che se non prende in mano gli strumenti della comunicazione e non impone un profondo cambiamento nella gestione della cultura in questo paese, finisce per essere stritolato, allora
poi non ti puoi lamentare di tanto. Ecco, però Carlo, a questo punto io voglio introdurti una serie di argomentazioni che toccano questo tema, quello dell'informazione, perché stamattina mi ha veramente stupito anche la lettura dell'editoriale di Alessandro Sallusti su Libero. Non so se tu lo abbia già letto, no? No, non l'ho letto. Allora, te lo ripercorro io, perché comunque non per parlare di Sallusti, che adesso non facciamo neanche in tempo a chiamarlo al volo, però non è quello il punto. Il punto è riflettere intorno a ciò che Sallusti, direttore di un giornale di destra, di centrodestra sostanzialmente, Libero, scrive e argomenta. Un editore autorevole della Lega, vorrei che lo sottolinei. Che ha un editore che è deputato della Lega, oltretutto, no? Angelucci. Ebbene, cosa scrive Sallusti? Io te lo leggo, perché poi questo ci dà il pretesto, non per personalizzare il ragionamento, per parlare. Alessandro è un uomo di grandissima cultura, intelligentissimo e un caro amico. Quindi io te lo leggo solo per diciamo così, per discutere intorno a quello che dicevi tu poco fa, essere un nodo fondamentale, giustamente, cioè l'informazione, la cultura del centrodestra e la capacità, diciamo così, di cambiare le carte in tavola anche sotto il profilo della comunicazione, no? Che è importante. Allora, Alessandro Sallusti fa questo ragionamento. Il titolo del pezzo di oggi sul libro, che mi ha molto colpito, ripeto, è La Sfinge sorrise. E allora scrive Sallusti: io lo so che un giornale controcorrente come il nostro dovrebbe staccarsi dal coro, il coro del consenso per Sanremo ieri, dove ha partecipato per la prima volta il Presidente della Repubblica, ma non ce la faccio. Perché? Perché abbiamo visto per la prima volta Mattarella sorridere. Qualcuno sostiene anche ridere. Abbiamo scoperto che Mattarella, la Sfinge, sa sorridere, ed è una notizia coi fiocchi. E cosa dire di Gianni Morandi, che ha cantato l'inno di Mameli? E anche Benigni, giullare di immenso talento, è stato per una volta nei binari della correttezza politica. Ieri sera la Rai ha messo in scena l'Italia che ci piacerebbe che fosse, ma che forse non è, cioè quell'Italia che ci piacerebbe a noi. Qualcuno obietterà: Mattarella, Benigni, il richiamo alla Costituzione che ha spazzato via il fascismo è uno spot alla sinistra. No, per niente, dice Sallusti, è uno spot dell'Italia pop, quella che mischia i generi, mischia i talenti, che è la cosa che meglio ci riesce come italiani. Con una guerra sull'orlo di diventare mondiale, alle porte la tragedia di uno dei terremoti più devastanti della storia, noi si canta, ma sotto l'egida del Presidente della Repubblica e evocando la Costituzione. È geniale, siamo l'Italia. Insomma, l'Italia si è destra pop e lo fa con un governo di destra che avrebbe potuto anche ostacolare tutto questo, ma non c'è traccia che lo abbia provato a fare. E mi piace pensare che sia successo non a caso, ma perché anche il presidente Giorgia Meloni a suo modo è pop e quindi fuori dagli schemi. Musica e politica unite da un nome: Fratelli d'Italia, che a 6 giorni da un importante appuntamento elettorale, quello sì fa girare i santissimi alla sinistra, e non è poco. Fine dell'editoriale. Io sono rimasto stupito da questo editoriale e mi domando appunto allora, ma che capacità di lettura esiste di eventi come quelli da cui siamo partiti stamattina, se si ragiona così? Dove stiamo andando? Ma sai, io potrei anche azzardare una lettura cattiva, ma non la voglio fare perché ho rispetto di Alessandro. Si dice che ci sono dei movimenti editoriali in quel gruppo. Più che si dice, lo stiamo vedendo, diciamo, no? Per molti versi. E c'è il Tengo Famiglia, magari uno cerca un'altra occupazione, che ne so. No, perché io non riesco a far mia questa analisi. A parte che non c'è una logica. Carlo, io non riesco a farla mia questa analisi qua, non ce la faccio. La faccio mia per nulla, anche perché è sgangherata, non c'è una logica. Cioè la logica è: siccome noi siamo il centrodestra e siamo buoni e siamo pop, lasciamo che i nostri avversari possano utilizzare uno share di 10 milioni di persone per fare propaganda. Poi chiedo scusa Carlo, ma cosa vuol dire che il centrodestra avrebbe forse anche potuto ostacolare tutto ciò? Cioè c'era modo di ostacolare. Impedire a Mattarella di andare a Sanremo, poteva farlo il centrodestra. Non lo puoi fare, non c'è modo. Non c'è neanche modo, visto che non è passato da così. E ti chiedo scusa, il Mattarella pop è la stessa cosa della Meloni pop? Cioè è amico nostro, siamo tutti amici? Allora, Mattarella è tutto tranne che pop, voglio dire.
La Meloni probabilmente è pop, ma nel senso che è una donna, è un elemento di novità, è una del popolo. Sì, se per pop intendiamo è una del popolo, sì, la Meloni è una del popolo. Mattarella no. Ce lo ha dato dimostrazione Benigni, che ci racconta che il padre era un costituente. E perfino Benigni è uno che stavolta si è mantenuto nei binari della correttezza. Ma è buono anche lui, è diventato amico nostro pure lui. Anche Benigni è diventato amico, cioè uno che ha baciato in bocca per l'inguerra. Lì tutti quelli che c'erano lì hanno fatto carriera all'ombra del PC-PD. Tutti. Beh, non uno escluso. Compreso il presidente. Compreso il presidente. E noi stiamo dicendo che quelli sono come noi? Che gli appartiene la stessa cultura? Cioè, tu mi stai dicendo che il centrodestra è quella formazione politica o quell'aggregato politico che, prendendo per il culo il popolo, esercita il potere? E allora ho sbagliato tutto. Cioè, allora io mi alleo con Marco Rizzo. Allora, non so cosa ne pensano i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ma lo scopriamo velocemente aprendo le linee telefoniche. Vorrei farci presente che quel signore che è la Sfinge sorridente, la Sfinge che sorrise, è quello che tiene bordone all'Europa, dove c'è una BCE che sta facendo il massacro sistematico dell'economia italiana e solo dell'economia italiana. Non lo scrive nessuno, non so perché non me lo fanno manco scrivere sulla Verità, però ci proverò con Panorama, che considera che le mosse sui tassi che sta facendo la Lagarde, e che peraltro non sono neanche la Lagarde, perché quella che conta veramente è la Schnabel, visto che i tedeschi hanno commissariato la Lagarde per manifesta incapacità, favoriscono esclusivamente due cose: le banche francesi e la finanza francese e l'industria tedesca, che sta annaspando, tant'è vero che hanno fatto un risultato spaventoso nell'ultimo quadrimestre, perché rafforzandogli l'euro gli consente di comprare materie prime a minor costo, avendo comunque uno sbocco di mercato garantito in Cina per le joint venture che hanno fatto. E non si rende conto che in quel modo sta distruggendo un'economia come quella italiana, che ha bisogno della massima flessibilità finanziaria possibile per andare avanti. Quindi Carlo, tra poco dobbiamo fermarci, c'è una telefonata anche in attesa, ma ti anticipo. Scusami, tutt'altro, scusami niente, perché hai introdotto un'argomentazione importantissima. Io ti volevo fare una domanda sulla base di quello che hai appena detto, no? Allora, se io dico lo facciamo dopo, dai. Sì, lo facciamo più tardi, facciamo subito allora la pausa, sentiamo anche la telefonata, poi in attesa, se l'ascoltatore può rimanere dopo la pausa. Un minuto per noi, cioè, tra pochissimo. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà. Su Radio Libertà, senza filtri né censure. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Allora, rieccoci qua con Carlo Cambi e con un ascoltatore al quale daremo subito la linea. Ricordo il numero per gli interventi in diretta: 02 92 94 7222
e siccome noi siamo seguaci di Mike Bongiorno e del suo celeberrimo motto sempre più in alto, allora il monitor di ritorno della scena non ce l'ho più, è andato a farsi fottere. E il numero di telefono consente di intervenire uno alla volta. Prima almeno ne avevamo 2 in fila, adesso solo uno, sempre più in alto. Ad ogni modo, sentiamo chi è in linea. Però, applausi alla RAI. E applausi alla RAI e la Sfinge. Viva la Sfinge. Intanto abbiamo un ascoltatore. La Lega capirà che ha bisogno di strumenti di contatto con il popolo. Non lo so, guarda, io ho cercato di farglielo capire in tutti i modi, però quando lo capiranno forse sarà troppo tardi. Forse, spero di no. È già troppo tardi. Per me è già troppo tardi. Ieri è di una, come posso dire, gravità dal punto di vista della strategia politica spaventosa, e non avere capacità di reazione su queste cose, non dico per fare casino, ma per mettere in campo gli antidoti, qua, è Carlo, veramente da coglioni. Carlo, non è questione di far casino veramente, perché sennò saremmo dei cospitini qualunque. Qua è questione di cercare di cambiare qualcosa. Degli strumenti che servono a contrastare questa deriva. Appunto. Non è... Molto semplice, non ci vuole un genio per capirle queste cose. Comunque abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io sono convinto che in un momento come questo l'unica cosa che dovremmo preoccuparci veramente è di non vaporizzarci con qualche missile a testata atomica. Ma capisco che ci sono anche altri problemi. Abbiamo votato per mandare le armi all'Ucraina per tutto il 2023. Le liste d'attesa ci va un anno prima di avere un esame clinico, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, gli imperatori romani, la benzina a 2 euro al litro, eccetera. Gli imperatori romani a questo punto facevano una cosa bellissima, aprivano i giochi del circo. Ora, a me dispiace che il Presidente della Repubblica si sia prestato a legittimare i giochi del circo, perché non solo li aprivano gli imperatori, ma presenziavano anche i giochi del circo. Così il popolo veniva distratto e tutto continuava esattamente come prima. Mi dispiace veramente, perché un presidente secondo me non dovrebbe legittimare, dicono, la cultura popolare. La cultura popolare, il Festival di Sanremo. Ma il Festival di Sanremo è la negazione totale della cultura. Già siamo il popolo d'Europa più ignorante, con la più bassa scolarità, e parliamo di cultura popolare. Cultura, e cosa dire, scrive Alberto, dei sindaci di Brescia e Bergamo, ne abbiamo dato notizia prima, 2 pagine ci fa il giornale di Brescia, ma tutti gli altri zitti, capitali della cultura, Brescia e Bergamo, che annullano il concerto di un pianista russo su suggerimento dell'ambasciatore ucraino. Chiedono di annullare alla fondazione pianistica. Comunque, Carlo, io ti lascio subito la parola. Non so se c'è un'altra telefonata, quindi la passiamo. Poi ti lascio la parola, poi ti faccio la mia domanda che volevo farti sulla questione della BCE, ma anche sul CSM, per ricollegarci all'altro argomento di cui parlavamo prima in relazione al capo dello Stato, che è anche il capo del Consiglio Superiore della Magistratura, il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Pronto? Pronto? Chi è in linea? Buongiorno. Buongiorno, io volevo dire, signor Candi, non sia arrabbiato, non sia triste, vediamola come così, almeno io la vedo così. Siamo ormai, dato che il popolo italiano e non solo non ci sta più ai loro giochi, ai giochi di questi askenaziti massoni, se si sono adoperati per mettere uno dei loro giullari in questo circo ieri sera, è perché sono veramente alla fine un vecchio giullare messo lì. Quindi è proprio come tutti i regimi, come tutte i popoli, le cose che sono poi finite, anche loro stanno finendo, perché ormai la gente ha capito e dice no, non li ascolta più. Allora, secondo la signora è un segno di debolezza, secondo Carlo invece mi pare di capire, anche secondo me, tutt'altro. In ogni caso, Carlo, io aggiungo alle considerazioni degli ascoltatori la domanda che volevo farti, perché tu hai introdotto un elemento molto importante. La BCE ci sta distruggendo, no? In estrema sintesi. Allora io ti chiedo, la politica di rialzo dei tassi fatta dalla Banca Centrale Europea ha qualcosa a che vedere con quello che sta facendo la Fed negli Stati Uniti, o stiamo parlando di 2 realtà completamente diverse? Giusto per capire meglio. Il perché il rialzo dei tassi ci distrugga l'hai spiegato già chiaramente.
Però non è da mettere in relazione a un andamento mondiale dell'economia, lo sta facendo anche la Fed. La Fed lo sta facendo per altri motivi, se non ho capito male. Allora, c'è una differenza profonda. Mettiamola così. Gli americani hanno la febbre alta perché sono stati troppo al caldo, hanno un'insolazione. E quindi mettiamo del ghiaccio sulla testa e li idratiamo molto per fargli scendere la febbre, ok? Gli europei hanno la febbre perché hanno preso l'influenza. Se a te uno con l'influenza gli metti il ghiaccio addosso, non gli porti via il virus. Fai finta che gli abbassi la febbre, ma se gli abbassi la febbre gli allunghi la malattia. Perché come sai la febbre serve a far sì che gli anticorpi reagiscano contro il virus. È chiaro la differenza? Noi stiamo curando una gastrite con l'aspirina in Europa. Perché? Perché la Federal Reserve sta facendo un'operazione di raffreddamento dell'economia europea, un'economia che marcia a un ritmo spaventoso. Hanno la più bassa disoccupazione degli ultimi 20 anni, continuano a crescere nonostante tutto, ma hanno da loro che quali elementi? A, non hanno un problema di approvvigionamento energetico. B, hanno buona parte delle materie prime che noi europei dobbiamo comprare. Al contrario, noi europei dobbiamo comprare l'energia, comprare le materie prime e abbiamo un'inflazione che in larghissima parte è fatta da offerta, cioè costa troppo quello che noi compriamo. È chiaro? Sì. La Lagarde, che non sa fare nulla perché è incapace, lo ha dimostrato quando era al Fondo Monetario Internazionale, che fa? Copia benissimamente Powell, cioè la Federal Reserve. Ma perché lo fa? Per due motivi. Primo, perché i tedeschi con la Schnabel l'hanno commissariata e i tedeschi odiano l'inflazione, indipendentemente da quali siano le ragioni che la generano. Ma hanno un altro vantaggio i tedeschi, e cioè che hanno una capacità di finanza pubblica così rilevante che possono ammortizzare l'eventuale incidenza dell'aumento dei tassi. Dall'altra parte ci sono i francesi, tant'è vero che uno dei più accesi sostenitori del rialzo dei tassi è il governatore della Banca di Francia, che fa parte del Consiglio di amministrazione della BCE come tutti i governatori delle banche centrali dell'Eurozona, che vuole il rialzo dei tassi perché? Perché essendo che la Francia è un'economia molto finanziarizzata, più alti i tassi, più quattrini guadagnano. C'è un altro elemento da valutare: la Francia ha un rapporto debito-PIL del 108%, quindi è già nel club degli iperindebitati come noi, ma per uno strano mistero i titoli di Stato francesi non scontano i tassi di interesse che scontano i nostri. Noi invece siamo un paese che, oltre ad avere tutte le difficoltà dell'acquisto di materie prime, di acquisto di energia, eccetera, eccetera, ha due problemi. Uno, che il rialzo dei tassi ammazza la gente perché li porta sui mutui. Due, avendo medie e piccole imprese, non abbiamo imprese molto capitalizzate che ricorrono spessissimo al credito bancario per espandersi, e tutto questo, se alzi i tassi, ovviamente alle imprese costa. Terzo elemento, noi siamo un'economia molto flessibile, che appunto perché è fatta di piccoli distretti, di energie in continuo movimento, ha bisogno di avere una flessibilità massima in termini di cambio, in termini di accesso al credito, eccetera, eccetera. Se tu la ingabbi, ovviamente perde di consistenza. Quarto elemento, abbiamo un debito pubblico particolarmente oneroso e quindi ogni rialzo di tassi che cosa fa? Son botte. Incide sulla remunerazione del debito, che però noi avevamo un vantaggio dall'inflazione, perché l'inflazione diminuisce la massa monetaria del debito, no? Perché la erode. Certo. Quindi tutto ciò che la BCE sta facendo in questo momento è contro l'Italia. Ma l'Italia lo sa, ne è consapevole sta classe di governo? Il problema qual è? È che l'Italia pare non accorgersene, o perlomeno non protesta, non fa casino, non si pone problemi così duramente. Ma se li mettiamo in fila i provvedimenti che sta pigliando l'Europa, sono spaventosamente anti-italiani. Carlo, a me mi sembra che l'atteggiamento dell'amico Sallusti, cioè siamo tutti amici, guarda che bravi che sono loro, ci porta al disastro. Appunto,
pensa alle case green, pensa all'attacco alle automobili, pensa all'attacco a tutti i regolamenti doganali. Ecco, tutta questa roba, pensa al packaging, all'industria di imballaggi, tutta questa roba qua è tutta roba contro l'Italia, ok? E noi che abbiamo il Ministero della Sovranità Alimentare, il Ministero del Made in Italy, andiamo a Bruxelles, battiamo i pugni, facciamo un casino della Madonna, cosa portiamo a casa? Appunto. Che il dibattito è fatto dal 41 bis e da Mattarella all'Ariston. Appunto. Allora, a me viene da piangere, te lo dico francamente. Carlo, c'è un ascoltatore, lo sentiamo, poi ti voglio fare un'altra domanda. Pronto? Pronto, buongiorno. Chi è in linea? Sì, buongiorno. Sì, pronto, ciao, sono Giulio, sono Roberto. Prego. Mi sto costruendo addirittura. No, volevo dire che tutte queste cose confermano la validità delle teorie gramsciane. Delle teorie, scusa? Occupare le casematte del potere è una teologia gramsciana. Gramsci. E questo la conferma. Cioè tu devi comprare la magistratura, devi comprare la scuola, devi comprare gli ospedali, devi comprare le cose, e poi non vengono le lasciare gli altri. Intanto tu crei tutta una marea sotto di gente che ti seguono. Basta, tutto qua. Occupare le casematte del potere. Carlo, a proposito di occupare posizioni, il CSM, la vicepresidenza, l'elezione di Pinelli, tu facevi riferimento prima al fatto che per la prima volta abbiamo un vicepresidente che non è di area centro-sinistra. Ma quell'elezione lì è significativa o in che termini secondo te? Sì, se il Nord va avanti con la riforma della giustizia, sì. È comunque un presidio che ti consente di dire ai magistrati, a Magistratura Democratica e al legame col PD, state buoni perché ce ne accorgiamo. Ovviamente se rimane esclusivamente la vicepresidenza del CSM, da sola non incide più che tanto, ma se vicepresidente del CSM, Camere Penali, Nordio, cominciano a fare un lavoro serio su questo, e lì devo dire che mi sento molto garantito, perché ci sono due personaggi come Nordio e la Bongiorno che sanno quello che bisogna fare, e quello è un passo avanti. Ma però ti faccio notare una cosa: nessuno ieri ha parlato di una notizia secondo me sconvolgente. Quale, Carlo? Pittelli. Ah sì, l'avvocato Pittelli. L'avvocato Pittelli, che è stato in galera per 3 anni, è stato distrutto come persona, come politico e come professionista, è stato scagionato integralmente da quel reato comune che si chiama concorso esterno in associazione mafiosa, dopo che Gratteri, uno dei leader di quel tipo di magistratura, aveva fatto l'operazione a strascico con 300 arresti. Non c'è una riga su nessun giornale che restituisca a quest'uomo la dignità di persona. E quando quelli fanno casino sul 41 bis per uno che ha sparato, per della gente che inneggia le brigate rosse, il non avere la capacità di andare in Parlamento e dirgli scusate un attimo, ma è giustizia quella che si preoccupa del digiuno di Cospito, che si autoinfligge il digiuno e indirettamente fa un favore ai mafiosi, e tiene in galera 3 anni un uomo distruggendolo e poi lo manda fuori con tante scuse senza che nessuno paghi? Carlo, abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno professor Cambi, Antonello dal Veneto, della provincia di Treviso. 2 cose veloci che volevo lei prendesse in considerazione. La prima, a proposito di Sanremo e di quello che è stato detto, io a questo punto pretendo che questa sera ci sia il Presidente del Senato e domani ci sia il Presidente della Camera. Questo è il primo punto che mi aspetto e pretendo come cittadino.
dopo aver visto il Presidente della Repubblica. Secondo punto, sulla questione della giustizia, ecco, proprio a questo riguardo, lei si ricorda il caso di Marco Sorbara, il commercialista che è stato condannato da un giudice di Aosta, si è fatto 900 giorni di carcere ed è stato assolto, una vita distrutta, la famiglia, lui è una cicatrice, poverino, Marco Sorbara. Lo ricordo bene il caso di Sorbara. Professore. Allora, quanto alla pretesa che lei mette in campo, sarebbe più che giusta anche a norma di Costituzione, visto che la sovranità appartiene al popolo e che il popolo si esprime attraverso le due Camere del Parlamento. Quindi si potrebbe tranquillamente dire: ma come c'è andato il garante della Costituzione, il rappresentante dell'unità nazionale, noi vogliamo che ci vadano anche i rappresentanti del popolo, ok? E quindi, quanto a Sorbara è la vittima di un sistema giudiziario dove, nonostante gli italiani abbiano votato per la responsabilità disciplinare dei magistrati, non risulta che un magistrato abbia mai cacciato un euro. In compenso, però, gli errori giudiziari costano al contribuente italiano 870 milioni di euro all'anno. Va bene? 8 mesi di carcere si fece Sorbara, 909 di custodia cautelare in tutto. Se ne è fatto 3 anni, ok? E neanche senza essere stato processato, cioè viene messo fuori dicendo che ci siamo sbagliati. Allora Carlo, io vorrei chiederti adesso, visto che vedo che l'orologio implacabilmente ci conduce verso le 10:30, di approfondire in questi ultimi 10 minuti, di parlare di altri 3 argomenti dei quali ci eravamo riproposti di parlare. Allora, il tema delle autonomie. Abbiamo parlato tanto in queste settimane, abbiamo visto il disegno di legge Calderoli, abbiamo visto tutti i commenti al disegno di legge Calderoli. Per quanto mi riguarda, Carlo, poi chiedo la tua opinione, quello è un disegno procedurale che dopo 22 anni definisce come si arriva all'obiettivo. Tutto il resto è ancora da discutere, con un'ampia possibilità da parte del Parlamento e di un sacco di organi intermedi di intervenire nel percorso, no? Fatta la sintesi, sono 18 le tappe che prevede il disegno di legge Calderoli per arrivare all'intesa fra Stato e Regioni sulle materie da attribuire alle Regioni o che le Regioni chiedono per sé. Sono 23 importanti materie, ma il percorso è complesso. Nessuno aveva mai pensato a come tradurre in pratica questo percorso in 22 anni. Questo significa che siamo sulla buona strada, in estrema sintesi, secondo te, o no? Per introdurre un po' di federalismo in questo paese. Secondo punto, copertina di Panorama, Vaticano, cosa sta succedendo lì? E come abbiamo saputo, imparato anche proprio grazie a te Carlo, quel che succede lì non è privo di riflessi per quel che succede qui, dall'altra parte del tutt'altro, anzi è molto importante capire cosa succede lì. Cosa succede domenica invece e lunedì alle regionali secondo te? E siamo ai 3 argomenti di cui parliamo adesso. Vado veloce sul federalismo. Sì. Il federalismo in realtà non c'è semplicemente un decreto. No, anche perché Carlo, scusami, poi ti lascio subito la parola, ma non per interromperti, ma siccome a questo tema abbiamo dedicato veramente tanti anni qua a questa radio, no? A partire già da prima del 2001, ma poi col 2001 in avanti abbiamo avuto modo veramente di approfondire, come credo pochissime altre emittenti, il tema della nuova Costituzione, nuova allora nel 2001 e quindi del federalismo all'italiana. Il titolo quinto, la parte seconda, che è stata comunque un'importante novità, tant'è vero che adesso siamo su quel solco lì, né più né meno, può piacere o non piacere, ma è così. Allora, quel tema lì comporta anche inevitabilmente, perché l'articolo in cui si parla delle materie da attribuire alle regioni richiama un altro articolo, il 119, che significa federalismo fiscale. A ogni materia devoluta andrebbe accompagnata una quota di sovranità fiscale. Questo dice la Costituzione. Io ho la sensazione, anche su questo chiedo la tua opinione, che quando si dovesse mai arrivare al capitolo fiscale entreremo nella improcedibilità di tutta la materia. Finora siamo alle schermaglie anche forti su un tema che è l'anticamera dell'anticamera del parlare del quattrino e della sovranità fiscale. Quando si arriverà là, io la vedo grigia, visti i precedenti e visto anche il tono della discussione di adesso e il clima politico generale e la consapevolezza da parte dello stesso centrodestra
di dover cambiare qualcosa davvero, non a parole. Non so se mi sono spiegato, Carlo. Allora, una cosa rapidissima. La riforma del titolo quinto 2001, voluta da D'Alema, fu fatta effettivamente con un intento, quello di tentare di separare la Lega, che allora veniva individuata come partito proletario, dall'allora PDS, da Berlusconi, per rompere il centrodestra. Ma non gliene fregava nulla di quella cosa. Fecero una riforma di facciata, tant'è vero mai passata attraverso il referendum confermativo, non si è mai capito perché, eccetera, eccetera, per tentare di accontentare allora Bossi sulla richiesta di federalismo fiscale, di federalismo, ok? Quindi l'hanno fatta, ma con la speranza che nessuno se ne ricordasse che c'era, ok? Tranne il disastro che hanno combinato sulla sanità, trasformando la sanità da servizio dato al cittadino attraverso la fiscalità generale a azienda sanitaria con l'idea del profitto. E si sono accorti che mentre in Lombardia, dove le cose sono efficienti, questo profitto veniva perseguito, nelle regioni del sud, dove non sono capaci ad avere un atteggiamento manageriale nella gestione del servizio pubblico, hanno combinato il disastro, ok? Quello che sta facendo Calderoli non è nient'altro che dare attuazione a 3 articoli della Costituzione, il 116, il 117 e il 119. Approfitto per dire che domani sera in ufficio Cambi sentiremo per una decina di minuti il professor Galli, che è assessore alla cultura della Lombardia, ma che è un profondissimo studioso di storie che riguardano l'autonomia, il federalismo, eccetera, eccetera, quindi ci darà una sua versione di questo. Ma non hanno nessuna intenzione di dare attuazione fino in fondo. Quando dicono i LEP, i LEA, cioè i servizi essenziali, standard, eccetera, eccetera, sono un'invenzione della Lega, no, stanno scritti in quella Costituzione. Le materie concorrenti le hanno scritte loro nel 117. Esatto. Non c'è nulla di quello che si poteva immaginare come idea di federalismo portata avanti, diciamo, 30 anni fa dalla Lega. Non c'è nulla di tutto ciò. Il federalismo fiscale, anche quello, non è un elemento di rottura, perché è una conseguenza costituzionalmente espressa della devoluzione di alcune materie. Cioè, ti dico, occupati di porti, il pezzo di fisco che lo Stato incassa per occuparsi di porti viene trasferito alla regione, che è quella che si occupa poi del porto. È chiaro che è così? Certo. Quindi non c'è nessuna affamatura di nessuno. Il punto semmai è un altro, che avendo noi avuto governi come quelli di Mario Monti, di cui tutti si dimenticano, a cui teneva Bordone il PD, l'ossessione era il pareggio di bilancio. Ma il pareggio di bilancio negli enti locali si può ottenere per 2 vie, o massima efficienza o massima nulla facenza. Ciò che ha condannato il Sud è stato cercare il pareggio di bilancio ad ogni costo nelle regioni, che invece di alzare la qualità dei servizi li hanno ridotti per stare dentro i perimetri finanziari. È chiaro? Quindi oggi, per cambiare quelle cose lì, bisogna cambiare l'architettura fiscale del paese. E questa non è una battaglia né di destra né di sinistra, ma è una battaglia di modernizzazione della struttura istituzionale. Poi è anche vero che il federalismo senza presidenzialismo o premierato, che dir si voglia, si tratta di scegliere se vogliamo fare come gli Stati Uniti o vogliamo fare come la Francia, non ha senso, perché io posso delegare la struttura amministrativa, ma più delego la struttura amministrativa, più ho bisogno di una verticalità dell'esecutivo, ok? È chiaro che è così. Ma chi è che sta ridisegnando il progetto qua? Tu sai chi sta ridisegnando il progetto in chiave presidenziale? La disgrazia qual è? È che il povero Calderoli ha portato a casa l'innesco del processo, ma non c'è una fase costituente del processo. E mi chiedo, il nostro amatissimo segretario Matteo Salvini, che cosa aspetta a convocare una costituente di pensanti che si mettano a disegnare la nuova architettura istituzionale. Anche perché sennò finiamo tutti a Sanremo.
anche perché sennò finiamo tutti a Sanremo. Mi O a sembra. Tarallucci e Vino. Allora, Ho spiegato? chiarissimo, Quanto riguarda il Papa, Carlo, il Papa che succede là, di là dal Tevere? Semplice, morto Ratzinger, ha elevato il coperchio al vaso di Pandora ed ora emerge verticalmente la spaccatura che Bergoglio pensa alla Chiesa come un ONG, una onlus mondiale, e la porta verso i mercati della fede che a lui fanno comodo, cioè l'Africa, l'Oriente, dove ha un fervore di adesione alle sue tesi francamente poco dottrinali molto forte, e abbandona l'Europa e abbandona l'Occidente. Ma l'abbandono dell'Europa per noi significa perdita totale di identità europea. Quindi che cosa succede? Non è poca roba, in termini... Quindi succede che la parte occidentale, diciamo quella più legata alla storia del cattolicesimo, si sta ribellando, comprendendo che cosa? Che se la Chiesa molla l'Europa, il corrompimento dell'Europa è immediato, la sua decomposizione diventa immediata, tanto più in uno scenario internazionale dove ormai è evidente che si sta fronteggiando la Russia, la Cina con gli Stati Uniti, e sostanzialmente è un Occidente contro il resto del mondo. L'Europa rischia il naufragio, ma a Bergoglio non gliene frega nulla. Quello che interessa molto, diciamo, alla tradizione cattolica, e lì c'è lo scontro. Credo di averti risposto. Ultima cosa, le regionali, che succede? In coda proprio, in coda. Le regionali, Carlo, succede 2-0 per il centrodestra, secondo me. Non credo che ci sia possibilità di andare diversamente. State attenti a come vanno le primarie nel PD, perché la Schlein, che è sostenuta da una lobby pesantissima, secondo me rischia di far saltare quel vaso. Se salta quel vaso, io non sarei così felice, perché con Bonaccini puoi anche ragionare, al di là della polemica politica momentanea, per esempio sul federalismo. Con la Schlein non c'è nessuna possibilità di dialogo. L'ultima cosa, ma gli insegniamo ai bambini a scuola a sparare o no? Ma queste sono stronzate. Io mi meraviglio di Massimo Giannini, con il quale ho lavorato fianco a fianco per 20 anni. Oggi ribadisce sulla stampa, guarda che noi ribadiamo tutto quello che abbiamo scritto e documentato. Ma io se Massimo mi potesse ascoltare come quando eravamo compagni di banco a Repubblica, gli direi: Massimino, stai perdendo 10.000 copie al mese. Non è questa la strada per tornare a vendere. Ma non è uomo di poco valore, però, il direttore Giannini, Quello che mi meraviglia è questo, è che Massimo è intelligente, è anche un bravo professionista. Secondo me è preso all'horror vacui della perdita di copie, ed è ostaggio di una redazione che te posso dire, alcuni di quelli saranno pure figli di uno dei 40.000 che hanno fatto la marcia a Torino, no? E però hanno distillato un odio antiborghese che è evidente. Ma la domanda che ti faccio io è: ma come fanno a fare quel tipo di giornale e poi a rappresentare una delle società più bigotte che esistano in Italia, che è quella piemontese? È chiaro che la dimostrazione ce l'hai nelle copie, non ne vendono più. Ma la domanda è: anche se questo sottosegretario avesse detto portiamo i bambini a tirassegno, mettiamo che l'abbia detto, non ci puoi montare una polemica politica, chiami direttamente i servizi di psichiatria editoriale e lo fai internare. Cioè non è che c'è un'altra strada. Ma c'è questa ricerca del fascista, questa ricerca ossessiva che gli fa perdere di vista quelli che sono gli elementi di contraddizione reale che c'ha questo governo al suo interno. Uno di quelli che ti ho detto è il rapporto con l'Europa. Cioè tu non puoi assistere passivamente a quello che succede alla BCE, non puoi non chiamare Panetta, che è il tuo rappresentante dentro la BCE, o non chiamare Gentiloni, che è il commissario italiano europeo all'economia, e dirgli: avete rotto le balle. No, invece qua si viaggia tra il soft e il pop. Tra il soft e il pop. Esatto, c'è un interesse nazionale che va tutelato a Bruxelles e voi lo dovete fare, se no saltate per aria. Carlo, questo è quello che io vorrei sentire. Non lo sento. Altra cosa, è mai possibile che abbiamo avuto Di Maio, ministro degli esteri,
è l'unico ministro, e oggi abbiamo un ministro degli esteri che è minacciato di morte e nessuno sente il bisogno di riaffermare la potenza dello Stato. Quando Di Maio faceva il coglione, perché altro non è, in giro per il mondo, tutti ad applaudire, ed oggi che il ministro degli esteri è minacciato di morte non c'è un giornale che scrive una riga. Carlo, dobbiamo salutarci qua. Scusami, ma stamattina proprio non gliela faccio. Come ti capisco, dobbiamo salutarci qua. Io ringrazio Carlo Cambi. Domani alle 19 con Ufficio Cambi insieme anche a Antonino Danna possiamo risentirci. Carlo, intanto certo, volentieri. Davvero grazie e buona giornata. Un abbraccio a tutti e buona vita. Giornata. Mi raccomando, guardate il festival. Certo, assolutamente sì. Vi lascio con Pierluigi Pellegrin e con Oltre la pagina, come tutti i giorni, imperdibile. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo